La battaglia contro il gioco d'azzardo la Regione Veneto l'ha già iniziata l'anno scorso con la finanziaria, ha previsto una norma che introduce un'addizionale IRAP per un aggravio fiscale a carico di tutti quei locali, sale da gioco che hanno appunto strumenti da gioco d'azzardo al loro interno. Questa norma prevede un 0,2% in più di tassa IRAP regionale a partire dal 1 gennaio 2016. Questi soldi verranno impiegati poi per azioni di recupero delle persone che sono state affette da questa dipendenza patologica che spesso assume dei risvolti drammatici. E oltre a questo, prevedere delle distanze, degli aggravi, dei disincentivi, c'è il divieto anche di esporre pubblicità del gioco d'azzardo. Noi possiamo semplicemente tamponare, agire sulla prevenzione, sulla salute dei cittadini, ma non possiamo certo cancellare una norma che è una norma statale e solo lo Stato può intervenire.